Green Pass per accedere a bar, ristoranti e mezzi pubblici. L'ipotesi divide politica e categorie anche in Veneto. Per Zaia serve un'azione coordinata e anche una questione etica, dice. Aperte nuove slot per la vaccinazione, da oggi 276.000 nuovi posti per gli studenti, accelerazione entro la fine di luglio per la campagna rivolta agli over 60. Dopo lo stop alle grandi navi disposto dal governo a partire dal 1° di agosto, restano i timori per i lavoratori del porto e della crocieristica. Ora servono i ristori, dicono. E di Marco Bernardini, 37enne imprenditore di Abano, il corpo senza vita trovato nella piscina di un hotel termale abbandonato, ancora giallo sulle sue ultime ore. Altopiano di Asiago e Ovest Vicentino sferzati dal maltempo, alberi abbattuti, scantinati e strade allagate, smottamenti e frane a Forni di Valdastico. Da qualche giorno c'è notevole movimento in Teatro Comunale a Treviso, attori, scenografie, fari e macchine sceniche, ma soprattutto la costante presenza di Red Canzian per il musical su Casanova. Domenica dalle 18 diretta su Antenna 3 dedicata alla festa del Redentore, con ospiti e collegamenti alle 19 la Santa Messa solenne dalla Basilica del Palladio, dall'isola della Giudecca. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Il dibattito europeo, nazionale, in primo piano quello attorno al Green Pass per accedere ai bar, nei ristoranti, sui mezzi pubblici. Una ipotesi che già divide parecchio il mondo politico e delle categorie economiche. Per il presidente del Veneto Zaia, oggi in conferenza stampa a Marghera, su questo tema in particolare serve un'azione coordinata. Sentiamolo. Intanto queste devono essere iniziative valutate con serietà e soprattutto coordinate, perché capite che questo non è una partita da poco. Cioè, voi immaginate solo una realtà turistica che dice ai suoi ospiti: da oggi funziona così. Si vota alla massima cautela. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, nelle ore in cui mezza Europa, Italia compresa, guarda la mossa dell'Eliseo con l'introduzione del Green Pass anche per accedere a bar, ristoranti, mezzi pubblici. La questione, dice il governatore, è soprattutto pratica e riguarda la disponibilità su larga scala di vaccini. Se per assurdo si introducesse ora, noi abbiamo un contingente di cittadini che potrebbero in via teorica chiedersi di essere vaccinati e dobbiamo dirgli: guarda, tu al cinema, al ristorante, al bar e 3.000 altri posti non ci puoi andare prima di un paio di mesi, perché ti garantirò il vaccino a fine ottobre. Quindi io direi che questa è una partita da essere messa in mano al CTS. Dietro a questo fatto, se da un lato c'è la tutela di chi si è vaccinato, dall'altro è pur vero che si introduce l'obbligatorietà indirettamente. In attesa di sciogliere il nodo, e non sarà facile, la Regione apre nuove slot, destinatari soprattutto i più giovani. Oggi noi annunciamo che abbiamo 276.000 posti liberi fino all'8 settembre. Sono tutte prime dosi, e questo è importante dirlo, e sono a disposizione di chi vuole mettersi in sicurezza per l'inizio dell'anno scolastico o altri cittadini che abbiano deciso. Intanto sono 261 i nuovi casi in Veneto nelle ultime 24 ore, con un decesso. L'incidenza dei positivi si riavvicina così all'1%, esattamente lo 0,95, aumento che continua a non avere effetti sui ricoveri, con Zaia che ribadisce al governo di guardare al tasso di ospedalizzazione e non alla mera incidenza. Un appello che faccio è l'appello di dire che si faccia in modo che il calcolo, l'incidenza, il numero di positivi su 100.000 abitanti a settimana sia un valore depotenziato per il passaggio di colore di zona, perché se no rischia di diventare pericoloso. Come si può dire, è controproducente fare il tampone. E sul tema del Green Pass ci sono già le reazioni del mondo dell'economia, soprattutto dei pubblici esercizi. Un ricatto a vaccinarsi che ricade sulle nostre spalle, dicono da Treviso. Sarebbe l'ennesima trovata che rallenterebbe il terziario, che è in difficile ripartenza in questi mesi,
e verrebbe rallentato non tanto per una reale necessità, ma stando anche a quello che ho detto Figliuolo ieri sera, verrebbe rallentato semplicemente per avere un ricatto da poter fare agli italiani per costringerli a vaccinarsi. Solo l'ipotesi di estendere il Green Pass a commercio e ristorazione fa scatenare la polemica e l'alzata di scudi dei titolari di bar e locali. Qualora venisse esportato il modello Francia, che ha fatto schizzare alle stelle le prenotazioni alla vaccinazione tra i giovani, rappresenterebbe, secondo i gestori, un ulteriore scoglio da aggiungere alla già difficile situazione di lenta ripresa. Andrebbe a disincentivare l'ingresso ai locali, il timore lamentato dai gestori, e li porterebbe a dover assumere qualcuno per controllare gli avventori all'ingresso. Un no deciso, insomma, che lascia presagire nuove proteste. Siamo pronti piuttosto ad andare avanti con una disobbedienza e quindi non accettando eventualmente l'imposizione del Green Pass per i ristoranti, continuare a servire chi ha il Green Pass e chi non ha il Green Pass. Green Pass in salsa italiana che al momento non convincerebbe la categoria. Se è un'opportunità per far ripartire filiere ancora ferme, ben venga, avranno il nostro appoggio. In caso contrario, già moltissimi nostri associati da Belluno, Vicenza, Treviso, Venezia, Padova hanno detto che non accetterebbero. Intanto le amministrazioni sono pronte a valutarne il beneficio in termini di tutela alla salute, purché, spiega il sindaco Mario Conte, non si traduca in ulteriore burocrazia da dover gestire. Se il Green Pass deve essere facile da utilizzare e semplice da controllare, perché non deve essere un ulteriore aggravio e dispendio di energia e di denaro da parte dei gestori che già sono in difficoltà. Quindi dobbiamo facilitare le cose e per far questo dobbiamo intanto essere tutti d'accordo, dobbiamo capire come funziona, perché c'è ancora grande confusione, non si capisce se il messaggio ti arriva, se non ti arriva, se devi scaricare l'app, se non devi scaricarla, quindi dobbiamo chiarire le idee ai nostri cittadini e poi procedere con grande determinazione verso la via più semplice e più diretta. Intanto le proteste rimbalzano già in rete in tutta Italia con l'hashtag Io non ci sto, lanciato dalla TNI, Associazione Ristoratori. In trincea anche i titolari di pubblici esercizi nel Padovano. L'ipotesi che si legge sui media in questi ultimi giorni di obbligo di possesso di Green Pass per entrare nei pubblici esercizi, nei bar, nei ristoranti, nelle pizzerie, nelle pasticcerie, è semplicemente inaccettabile. È un no deciso quello dei ristoratori e baristi padovani all'idea di rendere obbligatorio un pass che certifichi l'avvenuta vaccinazione per accedere ai pubblici esercizi. Non siamo pubblici ufficiali, sottolinea Filippio Segato di Appe. Non spetta a noi l'onere dei controlli, non abbiamo né mezzi né personale da dedicare a questo compito. Quest'obbligo c'è per banchetti e cerimonie e si è dimostrato di difficile gestione, dicono i rappresentanti di categoria. L'idea di un Green Pass, insomma, non piace proprio. Già la categoria è particolarmente penalizzata in questo periodo, con tutta una serie di eventi e manifestazioni che raggruppano centinaia se non migliaia di persone. Abbiamo visto cosa è successo anche in occasione delle partite e dei festeggiamenti per la nazionale di calcio. I pubblici esercizi sono penalizzati, sono quasi svuotati in questo periodo estivo da questi eventi. Adesso mettere anche quest'ulteriore obbligo, onere a carico degli esercenti sarebbe il colpo di grazia verso una categoria che da 1 anno e mezzo praticamente o non sta lavorando o lavora a regimi molto molto ridotti. Ecco, e poi sottolineiamo anche un'altra cosa, cioè che nel settore delle discoteche il sindacato italiano locali da ballo, SILB, aveva proposto e il comitato tecnico scientifico pare avesse accettato un protocollo secondo il quale per poter ballare si doveva essere in possesso di Green Pass. Ecco, la politica non aveva minimamente recepito questa proposta, salvo adesso riprenderla e ampliarla a tutto il settore dei pubblici esercizi con tutte le conseguenze negative che ne deriverebbero. Tema del Green Pass che è strettamente collegato alla campagna vaccinale. Oggi a Marghera l'ingegnere Paolo Fattori di Azienda Zero ha fatto il punto. L'obiettivo principale è da raggiungere entro la fine dell'estate. Entro settembre la Regione Veneto dovrebbe superare l'80% della popolazione vaccinabile.
detto se la popolazione chiaramente aderisce alla campagna. È questo l'obiettivo della Regione del Veneto da qui alla fine dell'estate, con l'immunità di comunità che appare tutto sommato vicina. Oggi su oltre 4 milioni di veneti il 64,5% ha ricevuto almeno una dose di vaccino. Il ritmo quindi, nonostante il rallentamento delle consegne di inizio luglio, è quello giusto. I numeri sono confortanti anche per la fascia più problematica, quella degli over 60, con l'accelerazione imposta sulle seconde dosi. Per quanto riguarda la popolazione over 60, stiamo parlando di una corte di 1.470.000 persone. Hanno avuto la prima dose 1.314.000 persone, quindi l'88% degli over 60, una percentuale importante. Le seconde dosi rimangono circa 200.000 ancora da effettuare, che verranno effettuate principalmente, il 75% di queste 200.000 dosi verranno effettuate da qui ai prossimi 15 giorni. Quindi entro il mese di luglio la maggioranza della corte over 60 sarà coperta anche dalla seconda dose. Più in generale Pfizer ha sempre rispettato le consegne previste, recuperando anche lo scarto nel secondo trimestre, mentre Moderna ha avuto un crollo del 40% nel terzo trimestre di consegna. L'altro grande tema di queste ore è lo stop alle grandi navi in laguna a Venezia davanti a San Marco. C'è soddisfazione ma anche incertezza, soprattutto per il comparto della crocieristica che chiede a questo punto più ristori. Dal 1° di agosto le grandi navi da crociera non potranno più passare a ridosso di Venezia. Dopo anni di dibattiti e polemiche, il decreto varato dal governo Draghi dichiara il bacino di San Marco e i canali di San Marco e della Giudecca monumento nazionale, vietando il transito a qualsiasi nave superi le 25.000 tonnellate di stazza. In attesa di un porto offshore fuori dalla laguna, sono stanziati 157 milioni di euro per approdi temporanei a Marghera e ristori per i circa 3.000 lavoratori del comparto. Molte le reazioni positive da Francesco Galietti, direttore per l'Italia dell'Associazione Internazionale delle Compagnie Crocieristiche, che da 10 anni afferma chiedono di poter mandare altrove le navi, alla direttrice generale dell'UNESCO Audrey Azoulay, che definisce il decreto un passo importante per la tutela di Venezia, ma i nodi da sciogliere rimangono comunque parecchi e limitano gli entusiasmi. Il governo ha preso una decisione che era attesa da tempo, ovvero una decisione definitiva sulle grandi navi, ma a mio modesto modo di vedere si poteva aspettare 2 mesi, perché interrompere una stagione crocieristica a metà stagione, quando per quasi 2 anni il settore crocieristico non ha lavorato, può essere un danno per tanti lavoratori, per tante famiglie, ma anche per la città. Accanto alla tutela dei lavoratori, l'accelerazione imposta dal governo ne presuppone una seconda per gli approdi alternativi. Ce n'è uno già disponibile a Marghera, bisogna fare gli altri previsti, bisogna pensare anche ad altre soluzioni dentro o fuori laguna che consentano di mantenere le navi a Venezia. Non possiamo rinunciare alla crocieristica, dobbiamo assolutamente ragionare immediatamente. I soldi ci sono perché sono stati stanziati anche dei soldi per i lavori. Il giudizio è poi positivo con riserva da parte di chi ricorda come il decreto Salva Venezia non sia la soluzione definitiva ai problemi della città. Potrebbe anche essere solo un modo per nascondere la polvere sotto il tappeto e tutti gli altri problemi denunciati dall'UNESCO rimangono, a partire dallo spopolamento della città, la scomparsa dei mestieri artigiani e altri problemi denunciati dall'UNESCO, ma chiaramente la parte visibile dell'iceberg sono le grandi navi e rimuovendo quell'ostacolo, nascondendo sotto il tappeto la polvere, si pensa probabilmente che gli altri problemi passeranno in secondo piano. Rimaniamo in laguna per parlare di Venice Hotel Market, un vero e proprio piano di rilancio per la città studiato dagli albergatori veneziani con partner come Save e Camera di Commercio. Secondo gli ultimi dati di Veneto al Lavoro, nel 2020 si sono persi più di 5.000 posti di lavoro nel comparto turistico veneziano. Tutta Venezia, direttamente o indirettamente, vive di turismo, che prima del Covid garantiva 3 miliardi di fatturato annuo. Così però fino al 2019, quando soltanto in centro storico si registravano quasi 13 milioni di presenze all'anno, con più di 5 milioni e mezzo di arrivi che stazionavano nei 419 alberghi presenti.
alberghi che attualmente in questo 2021 si sono ridotte a circa 400 strutture, tra queste pochissime quelle aperte nel corso di questa stagione estiva e precisamente il 60% nel weekend, che scende al 20-30% nell'infrasettimanale, cioè dal lunedì al venerdì, così dai dati incrociati dell'annuario del turismo del Comune di Venezia e di AVA, l'Associazione Veneziana degli Albergatori. Sono soprattutto italiani, turismo di prossimità, e quindi parliamo di tedeschi, parliamo di austriaci, parliamo di svizzeri, di francesi, qualche spagnolo, tutti coloro che possono arrivare in macchina. Ormai il mezzo di trasporto anti-Covid viene considerata la macchina, poca gente si fida a viaggiare aereo e quindi treno, e quindi chi viaggia in macchina, le code che ci sono ai garage a Piazzale Roma lo dimostrano, viene a Venezia. Inevitabile che questa sarà l'estate del turismo pendolare. Ora per la ripartenza bisogna pensare ad un turismo diverso. A dirlo anche l'assessore comunale Michele Zuin nel corso dell'evento Venice Hotel Market, la fiera degli albergatori, un vero e proprio piano e progetto studiato per la ripartenza del turismo a Venezia. Ad unire le forze con l'Associazione Veneziana Albergatori, Save, Camera di Commercio Venezia e Rovigo, con ristoratori, baristi e altri professionisti dell'ospitalità veneziana. Questo è un segno comunque a questo Venice Market di ripartenza, i problemi purtroppo non sono ancora finiti, però insomma sono in via di risoluzione, per cui in questo momento bisogna stare tutti uniti e cercare di fare ognuno il proprio compito per sbloccare la situazione. La cronaca ci porta, anzi ci riporta ad Abano Terme, dove è ancora giallo sulle cause della morte di un uomo, un imprenditore di 37 anni. Pochi abiti addosso, nessun documento, solo un orologio di lusso. Con questi pochi elementi i carabinieri sono riusciti a risalire all'identità dell'uomo trovato privo di vita in una piscina di un hotel dismesso di Abano Terme. Un particolare che combaciava con una denuncia di scomparsa fatta lunedì mattina a Selvazzano da una famiglia che da qualche giorno non aveva notizie del figlio. Il corpo è di Marco Bernardini, 37 anni, imprenditore di Abano Terme. I genitori lo avevano visto per l'ultima volta giovedì della scorsa settimana, poi il giovane era stato notato venerdì in un bar di Sarmeola e poi aveva pernottato in una camera di un altro hotel delle Terme, da dove era stato visto uscire senza più fare ritorno. Cosa sia accaduto poi resta un mistero. La morte, da un primo esame del corpo, sembra risalire a qualche giorno fa. Non ci sono segni di violenza, ma questo non esclude certo il coinvolgimento di terzi. I carabinieri vogliono capire se il 37enne sia arrivato all'hotel Firenze solo o se sia stato portato da qualcuno. Tutte le ipotesi restano aperte, dal suicidio al tragico incidente. Solo l'autopsia disposta dalla procura per i prossimi giorni potrà fornire elementi importanti all'indagine. Il corpo senza vita di Bernardini è stato ritrovato lunedì sera dal curatore fallimentare dell'hotel Firenze, un albergo chiuso da anni e attualmente all'asta. Durante il suo consueto giro di controllo ha notato il cadavere nella piscina piena di acqua piovana e ha subito allertato i carabinieri. Truffa via social, vittima una donna di 67 anni di Lonigo. L'autore si era spacciato come un noto attore inglese. Lonigo, 67enne vittima di una truffa informatica. L'incontro attraverso un noto social dove si postano per lo più foto. Lui si presenta come un famoso attore inglese, Colin Firth, sì, quello del noto film Bridget Jones e di molti altri, e dalle foto che la donna ha verificato su internet la somiglianza ci sarebbe. Lui, il presunto Colin, si dice interessato alle foto postate dalla donna, ne decanta le lodi, si scrivono sui social e lui propone alla stessa di aprire un sito internazionale dove postare le sue foto. Per farlo però la donna in 3 tranche a fine maggio versa complessivamente 3.350 euro. Il dialogo via social continua, la 67enne coinvolge anche le sorelle e l'uomo, sempre più in confidenza, vuol far loro un regalo. 3 auto che però, guarda caso, rimangono ferme in dogana e per sbloccarle servono 21.000 euro, 7.000 euro ad auto. Le 3 donne cercano di effettuare il pagamento con bonifico, ma qui interviene la banca che blocca l'uscita di denaro e avvisa le 3 donne che il presunto Colin Firth in realtà è un impostore ed è inserito nella blacklist, da qui la denuncia ai carabinieri. Rimaniamo nel Vicentino, ma per i danni del maltempo. Ieri è stata una giornata molto difficile e le ferite sono evidenti. Al
altopiano messo in ginocchio dal maltempo delle scorse ore tra violente piogge che si sono abbattute su tutto il territorio montano, creando allagamenti preoccupanti lungo le strade e nei centri abitati, grandinate e trombe d'aria, eventi che sono durati pochi minuti ma che hanno creato danni e disagi. Le immagini parlano chiaro, il paese di Rozzo attraversato da un fiume in piena. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto per scantinati e garage sott'acqua, piante che sono state sradicate dalla forza del vento e della pioggia, piombando sulle strade. La zona delle Melette a Gaglio, già tartassata da baia, nella serata di martedì in preda alla cascata d'acqua. Così come la provinciale della Valdassa, da Asiago, dove il corso che fiancheggia la strada si è riempito sino ad arrivare a quota carreggiata, andandola a invadere. Restando ad Asiago, guardate un po' cosa è successo all'interno del nuovo ospedale. Infiltrazioni dal soffitto, causa pioggia, corridoi allagati, una situazione che sta sollevando non poche polemiche, visto che si tratta di una costruzione recentissima, aperta da pochi mesi, ma è bastato un temporale per creare totale disagio all'interno della struttura sanitaria. Intanto le previsioni delle prossime ore non annunciano nulla di buono. Rimaniamo a parlare di maltempo nell'Ovest vicentino. Vediamo. Il maltempo torna a sferzare il Vicentino, in particolare l'Ovest. La furia degli elementi, dal vento alla pioggia alla grandine, hanno sradicato alberi, allagato scantinati da Montecchio Maggiore a Creazzo, Isola Vicentina, Montorso e Schio. 85 gli interventi complessivi solo nella serata notte di martedì 13 luglio da parte dei vigili del fuoco. A Montecchio Maggiore un albero si è abbattuto su un'abitazione provocando notevoli danni e terrorizzando il proprietario. Spaccare il tetto. Il pavimento e un ramo andò in camera da letto e di dietro tutti i rami, no? Grossi così, mi ha sfasciato fuori tutto. Ma ora è ancora il culo che trema ostre. Scusa il termine. Alberi, piante secolari che il forte vento ha sradicato lasciandole inermi a terra lungo la via principale, viale Europa di Montecchio, strade scantinate e allagati. Un grosso degli interventi sempre fatto questa notte è stato negli scantinati dei privati, ci sono stati degli scantinati degli interrati che avevano anche 1,80 m di acqua. Certo è che una cosa del genere a Montecchio Maggiore io non l'ho mai vista sinceramente. Abbiamo chiesto lo stato di calamità alla regione. La scia del Fortunale lascia segni un po' ovunque. A Montorso potrebbe essere stato la causa della morte di un 46enne operaio di origini indiane di Sarego che rientrava dal lavoro in scooter. L'uomo è stato ritrovato alle 21:45 da un'ambulanza a seguito di una segnalazione di un automobilista ai piedi di un albero abbattuto dal vento in viale Valchiampo. Sarà l'autopsia che dovrà fare luce sulle effettive cause del decesso. L'uomo infatti potrebbe essere stato colpito da un ramo, non essersi accorto in tempo dell'albero o ancora essere rimasto coinvolto in un incidente. Pioggia e vento che anche a Montorso hanno allagato lo scantinato della biblioteca, distrutto comignoli e divelto piante. E se a Isola Vicentina la furia del Fortunale si è abbattuta sui campi con danni alle culture cerealicole, anche a Creazzo ha allagato le strade e abbattuto piante. Viale Italia era allagata. Alcune strade interne erano allagate e grazie al supporto proprio della Protezione Civile siamo riusciti a far defluire l'acqua nei tombini. Distribuiti i sacchi di sabbia per gli scantinati e liberato una strada da una pianta caduta, mentre il sindaco e Protezione Civile hanno raccolto i sacchi di plastica pronti per la raccolta e che il vento aveva sparso ovunque. Il sindaco lancia così un messaggio ai suoi concittadini. Se hanno bisogno per qualsiasi cosa, io sono sempre a disposizione, sia io che l'amministrazione e tutta chiaramente la squadra di Protezione Civile e di Polizia Municipale. Intanto nel pomeriggio di oggi il governatore Zaia ha dichiarato lo stato di crisi, ma voltiamo decisamente pagina e andiamo in teatro a Treviso, dove sta prendendo forma il musical di Red Canzian. Sono le prime immagini in esclusiva di una delle scenografie del musical che sta prendendo forma al Teatro Comunale Mario del Monaco di Treviso. Arrivate qualche giorno fa, stanno per essere ultimate per permettere ad attori, tecnici, regista, ma soprattutto a Red Canzian di vedere come sta prendendo forma il suo nuovo lavoro musicale. Al Teatro Comunale saremo per 3 settimane, una l'abbiamo già fatta, a montare questo
colossal che sta diventando il mio Casanova, un lavoro veramente importante, un musical fatto tratto dal romanzo di Matteo Struccul, una storia che rappresenta la nostra regione, Venezia, la città più incredibile del mondo. È un periodo in cui Venezia era veramente all'apice in tutto il mondo come mondo culturale. Tutto ancora segreto per quanto riguarda testi e partiture, anche se un cenno musicale siamo riusciti a carpirlo. Sarà una Venezia, come dicevo, magica, la Venezia di Goldoni, la Venezia della grande arte, insomma quella Venezia che tutti noi vorremmo ritrovare e rivedere. E infatti nelle immagini che ci sono, perché sono tutte basate su immagini di realtà aumentata, le scene, vediamo una Venezia incredibile che ho fotografato e filmato durante il lockdown, che non c'era in giro nessuno, neanche i Coiombino che era, e quindi siamo riusciti a lavorare, poi a intervenire, a farla diventare veramente un qualcosa di magico. Ma e quando sarà pronto? Allora, questo è un colossal che sarà pronto a gennaio, se Dio vuole, e ci ridaranno i teatri a regime. Comunque noi stiamo provando in maniera da avere tutto pronto e soprattutto con la voglia e l'orgoglio di essere la prima grande, grossa produzione italiana, tutta nuova e inedita, a partire dopo questo periodo tragico che abbiamo vissuto tutti e il teatro ha vissuto ancora di più. Domenica dalle 18 qui su Antenna 3 una diretta dedicata alla festa del Redentore con ospiti e collegamenti. Alle 19 trasmetteremo la Santa Messa solenne dalla Basilica del Palladio, dall'isola della Giudecca. L'emozione del Redentore quindi tra festa religiosa e festa civile nella diretta di Antenna 3, ve lo ripeto, alle 18 di domenica. Il TG di Treviso per questo andrà in onda in via del tutto eccezionale al termine verso le 20:30. È tutto per questa edizione, ci sono le previsioni del tempo, grazie per l'attenzione. Benvenuti al Meteo. Prevale ancora una circolazione instabile, qualche pioggia anche nella giornata di giovedì 15 luglio e clima più fresco. Insomma, l'estate, per così dire, si concede una pausa, ma vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento sulle aree di pianura e sulla costa. Nel corso del pomeriggio maggiori addensamenti in montagna dove potrebbero aver luogo degli acquazzoni che localmente non si esclude possano riguardare anche le zone pianeggianti. Temperature minime tra 14 e 19 gradi, valori massimi compresi invece tra 23 e 29 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui rovesci sui rilievi, andrà meglio altrove. Entro sera disturbi anche sui restanti settori. Temperature minime tra 16 e 21 gradi, massime sui 26-28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il tempo risulterà alquanto incerto, con piogge sparse alternate a momenti più asciutti e soleggiati. Temperature minime intorno ai 16 gradi, massime infine sui 26-28 gradi all'incirca. Dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.